Un convegno qui a Novara sull'Art Bonus, a colloquio con gli amministratori alla presenza del governo. E direi che è stato un bellissimo convegno, particolarmente interessante e particolarmente concreto. Oggi abbiamo parlato di Art Bonus, che è uno strumento fondamentale per il lancio dei nostri beni culturali, per il recupero e per la valorizzazione di questi beni. È uno strumento fondamentale per le politiche che tutte le amministrazioni, Novara certamente, Torino, ma tutto il Piemonte sta mettendo in campo come driver fondamentale di crescita. La cultura è veramente il nostro petrolio, dobbiamo saperlo, dobbiamo esserne convinti così come lo siamo, e quindi dobbiamo lavorare ancora di più per valorizzare i nostri beni, per renderli fruibili, per metterli a sistema, per fare in modo che siano motivo di incontro e motivo di attrazione di turisti, non solo dal di fuori del Piemonte ma anche stranieri. Art Bonus, che ha messo in campo questo governo, è uno strumento assolutamente adeguato. La presenza del governo qui a Novara in una tappa significativa di un roadshow nazionale per la promozione dell'Art Bonus vuole essere un momento di approfondimento con tutte le amministrazioni locali del Piemonte per valorizzare ancora di più di quanto fino adesso non sia stato fatto le potenzialità dell'Art Bonus, non solo in termini di ricaduta di finanziamenti a sostegno delle attività culturali, ma anche in un processo identitario di avvicinamento delle comunità locali ai molti tesori diffusi sui territori che devono essere riscoperti, valorizzati e riempiti di vita e di contenuto. Vince la riqualificazione, vince il territorio. Assolutamente, riqualificare il territorio significa riscoprire le nostre migliori tradizioni e i nostri grandi tesori d'arte, significa anche riscoprire il senso di una comunità che si mobilita per valorizzare le sue potenzialità e sollecita una imprenditoria sana e generosa a donare e a essere significativamente presente nel tessuto sociale e produttivo della città.